In occasione dell'inaugurazione del 31 agosto dell'ultimo tratto dell'autostrada A31 Valdastico, il presidente della A4 Holding SPA, Attilio Schneck, e il sindaco di Badia Polesine, Gastone Fantato, si sono confrontati sulla questione della realizzazione della Nogara Mare. Lo considero un primo mattone per un futuro e spiego subito. Se lei guarda quella carta vede che al chilometro 00 c'è Badia, ma l'altro elemento essenziale è che non deve finire la 31 come il delta dell'Ocavango che finisce in un deserto, perché finire sulla Transpolesana in questo momento è come finire in un deserto. Certo. Per cui c'è necessità, ma urgente, della Nogara Mare. Col presidente Schneck, che sono stato ricevuto sempre con estrema disponibilità e mi ha sempre detto che concordava su 100%, questa visione. 100%. Ci sono altri comuni però che mi pare non abbiano la stessa visione. Beh, ma io lo posso dire da normale cittadino. Ognuno si sente autorizzato di dire come pensa, magari in contrario a quello che si diceva prima, per far vedere che un'idea ce l'ha. Basta dire no in Italia per dire di avere un'idea, ma gli amministratori seri sanno cosa hanno bisogno i territori. E quindi si riuscirà nell'intento in tempi brevi, riusciremo a mettere d'accordo tutti e andare avanti, adesso che c'è anche nell'ottica l'altra autostrada. Ma le critiche Il soggetto principale su questo è la Regione. Sì. Man mano più passa il tempo, più la Regione, che ne ha riconosciuto la pubblica utilità e riconosciuto il progetto, dovrà pagare e rimborsare le spese del progetto e i costi annessi e connessi, che oggi sono già dell'ordine di 14 milioni. I comuni che non sono d'accordo sono in numero irrisorio. Non dico che hanno una importanza irrisoria perché non è vero, però sono in numero irrisorio e con giustificazioni molto legate alla loro struttura politica di giunta e non a concrete valutazioni specifiche. Siamo nella matematica finanziaria. Il grado di infrastrutturazione garantisce il grado di reddito locale. Questa è matematica, laddove mancano le infrastrutture, il reddito dell'area è un reddito a ridotto oggi tenore rispetto a chi è infrastrutturato. Laddove ci sono le infrastrutturazioni il reddito cresce. La strada non deve rilanciare solo l'Alto Polesine, la strada deve rilanciare tutto il Basso Veronese e deve rilanciare soprattutto, ripeto, il delta del Po. Perché se noi vogliamo avere un delta del Po che sul piano della presentazione è molto più bello della Camargue, però non riusciamo a pubblicizzarlo, santo cielo, non riusciamo a trarre ospiti dal nord Europa soprattutto, è fallito, inutile che ne parliamo. In Romea siamo a 50 all'ora per tutta la tratta, quindi uno non si avventura sulla Romea. Morti a parte. Al di là di tutto.